Stiamo per iniziare, quindi adesso come questa settimana diciamo che stanno per spegnersi tutte le luci. Mi raccomando anche di fare il possibile silenzio. Ci siamo? Silenzio. Sì, buonasera a tutti, ben ritrovati. Ci accendiamo le luci di nuovo perché questo buio è un pochettino opprimente, perché anche stasera vogliamo fare una serata di quelle un pochettino speciali, se siete d'accordo. Ma prima di iniziare volevo intanto fare un applauso prima di tutto alla band, perché hanno lavorato in modo impegnabile per preparare tutti quanti i bambini, non solo, ma tutte le musiche che sentiremo stasera sono preparate e suonate in diretta da loro. Vorrei anche
tanto poi alla fine con tutta la cagnare che c'è non avremo neanche tempo di farlo, ma vorrei intanto mandare un saluto alle persone che sono a noi vicine, che in questo momento purtroppo non possono essere con noi per tanti motivi, a Giovanna, a Nunzia, a Giannetta, ma non ultimo anche un amico che non c'è più ma che era presente con noi questa sera, perché la settimana scorsa comunque avevamo dei pezzi che appartenevano a lui, la sciarpa dell'Inter col cappellino era del nostro caro Angelo, ma vorrei fare un applauso. E l'ultimo, vorrei comunque ringraziare anche l'amministrazione comunale che comunque sempre ci aiuta e ci sostiene. E anche un ringraziamento anche a Don Tottoni che stasera in questa rappresentativa. Bontà sua è uno degli preti che forse è il più longevo nel carnavale, perché ha fatto già la presenza di 9 anni, cosa che non a tutti i preti comunque era capitato. Lo ringraziamo comunque anche lui. Grazie comunque a tutti voi perché avete pazienza e partecipate con noi a queste serate. Io direi che siccome abbiamo Pachito, siccome avendo bruciato un pochettino, avete fatto cantare Maria all'inizio, quindi ci fate un pezzo per continuare perché abbiamo bisogno di qualche minuto di tempo per prepararci. Ok? Grazie e a fra poco per l'inizio del festival. Questa sera sei tornata come sempre, ma ti sento già lontana più che mai. Ho capito questa sera che tu non sei innamorata più di me. Spingi pure
qua ancora? Allora, siccome stasera abbiamo tanti bambini come tutte le sere, vi chiedo solo una cortesia perché anche il tecnico qui ci ha un pochettino tirato le orecchie la settimana scorsa. Vorremmo che mettiate almeno i bambini che stiamo seduti qui, che giochino va benissimo, però che non si avvicinino agli strumenti, perché la settimana scorsa c'è stato un po' di... abbiamo rischiato qualcosa che non vorremmo rischiare, perché poi non va bene per nessuno. Quindi un po' di attenzione con i bambini, devono giocare, eccetera, va bene tutto, ma che non si avvicinano, che non tocchino, quindi avvertiteli per cortesia che non si avvicinano dove sono gli strumenti, dove sono i cavi soprattutto. Ok? Bene, siete pronti? Sì, voi siete pronti? A posto? Perfetto, allora a me non rimane che dare via al festival, ma il festival non può mai iniziare, voi lo sapete, senza le mie ballette, le mie cavallette, eccole qua, le inossidabili Marcella e Tiziana. Eccole qua. Allora pensate, rivestite tutte d'oro, tutto oro purissimo. Ci siamo rovinati stavolta, abbiamo fatto le cose grandi. Buonasera Bitti! Buonasera a tutti! So che c'è qualcuno di Unune, ciao a tutti! Di Lula, Pionanina, lo so, è tutto il circondario! Fai, soprattutto di Coro Fai! Io a questo punto che cosa faccio? Sparisco, vi lascio la parola, si inizia il festival. Buon divertimento a tutti! Grazie, iniziamo subito! La prima canzone in gara è Luglio con Giorgia Ena e si prepari il Dragon Ball. Un applauso di incoraggiamento.
Nunzia De Logu e Marirosa Chessa. Ci siete? Nunzia De Logu e Marirosa Chessa. Hanno voglia? Dai! Oh, manca una. E Alessandra Fancello. Alessandra Fancello. Ora si preparino i bambini che cantano cuoricini, così almeno facciamo anche più. Paquito! 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 Ci siamo? Paquito! Giorgia Zizzi e Giulia Zucca. Paquito! Ci siete? Paquito! Giulia Zucca, Dove? ci sei? Che cazzo? Stanno arrivando? Torni giù! Si prepara il carnevale di Carolina e può salire anche sul palco, così almeno non abbiamo tempi molti. Che cazzo? Cantano cuoricini.
Però io non sono fatto, ma qual è che devo toccare? Ma scusa, non lo devi stoccare, questo è. Ma se lo gai, lo devi stoccare. No, ma tu sei molto male. No, lascialo. Lascialo. Oggi mi sento una terra, con lo sguardo alla messa in scena del morale per terra. Tu mi impazzisca con le mani del mare, 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 mare. Di una canzone pura come un temporale, se vuoi un temporale, e mi è buttato, tanto qualunque. La ricerca di uno santo di modernità, la Ah, devi stare attento. Comunque, in caso ti torna a capitare, questo è il mio nome. diventa Fernando di Io sono tirando di questo. Ecco così. E poi fai allargare, ok. Fai così. La telecamera lasciala voi, però sostituita. Cuoricini, 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 alla fine sta per la notizia, crolla il mondo. Nella tomba dell'amore c'era il dottore, un chilo di gelato e purtroppo il fiore non chiesto, please, mettere puntini per prendere al cuore, non mi giudicare, male, male, male. Tu nemmeno ti mettevi a raccontare, tu mettevi solo cuoricini, cuoricini, pensavi solo ai cuoricini, cuoricini, vedete cuoricini, cuoricini, non è notizia, crolla il mondo. Cuoricini, cuoricini, cuoricini. Grande applauso! Bravissime! E adesso Carlotta Mannu e Angela Mannu cantano il Carnevale di Carolina. Si preparino filo rosso. Papà,
invitati, non faccio nomi, bambini, Io chiederei di accendere le luci anche in sala. ehi, su in alto, Buio, più sì. che pericoloso, E poi chi è in subito piedi, al razzo, non troppo al razzo, chi è in piedi c'è posto anche in galleria, se dovete andare a sedere. Allora adesso è la volta di Lucia Satta e Lara Bungone che cantano. filo rosso, Si prepari bottiglie vuote. Dimmi perché da quando piove forte non mi calmo, se mi ricorda Genova quell'anno che abbiamo fatto gli angeli nel fango, lì nel fango, e che ne sanno gli altri che ti guardano, non ti guardano come ti guardo, e anche se ti mancano non ti mancano come ti manco, che non sono gli altri, sappiamo entrambi che c'è un filo rosso che ci unisce, che non si vede, si capisce. Questo amore ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le riflessioni, e giuro non ne posso più a meno di passare, da fare tutto da rifare, ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, non solo tutti innamorati, e dell'amore sconosciuto, capaci ma non sanno fare. un applauso, vai, Ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare, da fare tutto da rifare, ma guardaci adesso che cosa siamo diventati, da sconosciuti innamorati, innamorati sconosciuti, non passi manco di saluti. brave, Ci fa dormire male 5 ore, pensarci tutte le altre 19, e giuro non ne posso più di fare a meno di te, e passare, da fare tutto da rifare, ma guardaci adesso che cosa diventati, da sconosciuti innamorati, innamorati sconosciuti, non passi manco di saluti. bravissime, usiamo, vai. Brave, complimenti, grazie. È il turno di Anna Maria Perfetta, Giulia Soru e Angelo Sanna. Cantano Bottiglie vuote.
ci sono 3 o 4 bambini che stanno correndo sulle scale su e si lanciano poi a scivolo. Allora fate la cortesia, scendete perché è molto pericoloso. E non lanciate i coriandoli giù, perché sono coriandoli sporchi di polvere e non va bene buttarli addosso alle persone che sono sedute sotto. Va bene? Ok, un attimo. Questo tra parentesi Piazio. Adesso chiamiamo il nostro presentatore che se la sta prendendo un po' con calma. Un applauso a Giancarlo! Come stanno andando le vallette? Per darle via Giancarlo. E possiamo scritturare lo stipendio se lo stanno guadagnando, sì? Io non va la fidere dove hanno fatto. Allora, Va bene con l'itto? allora, adesso facciamo fare una scenetta così che ricalca un pochettino quello che è la realtà, le cose che facciamo noi, in qualche modo hanno sempre un retrogusto della realtà. Adesso vedremo come chi ha soldi in qualche modo comanda e vorrebbe comprare tutto, non sempre li resiste, ma spesso ce la fanno. Silenzio! E a volte anche da dove si deve dire salute, ma via sa, bisogna fare cose di profumo, di più scuro. Ok, quindi questa scenetta ha sottotitolo che l'abbiamo dato, compro tutto, se ti aiuti denari potete comprare. Buon divertimento. Buongiorno, buongiorno. Oh, buongiorno. Come andiamo? Bella giornata oggi, eh? Bella, bellissima, c'è un sole stupendo oggi. Sì, oggi è una gran bella giornata. Posso sedermi? Prego, si accomodi. Grazie. E quanta gente. Sì. Cosa sta facendo di bello? Leggo il giornale, come vede. L'ha comprato questo giornale? Sì. Come €1,70 €1,70. No, non lo so. Guardi, me lo vende? No, e come faccio a leggerlo? Ho iniziato a leggerlo, sono alle cronache e poi allo sportivo. Lei me lo vende, le offro 20 centesimi. Guardi, io le posso dare ora l'omaggio che mi è stato dato. Una caramellina alla menta. Faccio vedere? Sì. No, non mi piace. Allora, me lo vende per giornali, guardi, mi rovino. Le do una pagina interna? No, guardi, facciamo le do 30 centesimi il giornale qui. Va bene. Lei, mi conosco io, non dico come lei. Bella giornata. Sì, sì, c'è ancora il sole là. Che bello questo orologio, è nuovo? No, questo è un regalo di mio nonno, non è nuovo, ma Quindi usato. usato, certo, se ce l'ho usato. Me lo vende? No, me l'ha regalato mio nonno alla prima comunione, poi un girar per regò questo, come faccio a leggerlo? Posso vedere? Certo, Faccio certo, vedere? certo. Vabbè, già, esatto, adesso si vede, c'ha anche la cassa rigata. Vabbè, ma Guardi, 40 euro. no, 40 euro l'orologio qui, si preoccupi. scusi, Sì, tranquillo. Tranquillo. 40 euro. e cosa dirà mio nonno? Perché suo nonno è vivo? No, E allora cosa vuole che le dica? Bella giornata oggi, vero? sì, sì, una bella giornata, il sole sta calando, c'è un po' di venticello, c'è. Bella questa camicia, di boutique. Sì, Si vede? Ottima fattura. Ermenegildo Zegna. Ottimo tessuto, si vede? Sì, 12 sì. euro? No, l'ho
pagata 30 euro a Piazza Italia e me ne do qui. No, 12 euro per quello che le offro io, se me la vende. No, Faccio non vedere. sono d'accordo, ecco qua. Vabbè, guardi, mi rovino, le do 20 euro e la camicia mia, va. E io rimango a maglietta. Vabbè, no, non si preoccupi. No, Sì, va bene. Non si preoccupi, lei che già va non è bene. così. Via questa camicia, va. No. Vedi. È bella. Bella. Bella giornata oggi. No, era una bella giornata, adesso c'è un po' di fresco, c'è un venticello che Sto vedendo questi pantaloni belli. erano attonati alla camicia. Questi si attonano perfettamente alla camicia. Me li vede? No. Che bel tessuto. È un tè di palla. Senta, guardi, io per questi pantaloni ne offro. No. Mi guardi. No. Guardi. 30 euro. Vabbè, io quelli come lei li conosco subito. Lei quei soldi, vuole fare il barbione, lei qui dei pantaloni. Nei pantaloni. No. Sì. No, che fa? Come che faccio? Non si preoccupi. No. Sono bellissimi questi pantaloni. Cosa mi lascia? Il mutante mi lascia. Ma non si preoccupi. Cosa vuole che sia? E io come faccio a rientrare a casa in mutante? Si prende un taxi. Come un taxi. Io la ringrazio. E mia moglie cosa dirà? Io non lo so cosa vuole che le dica con Io voi. così non rientro a casa. Perché non dovrebbe? E poi lei mi deve dare i soldi, mi deve dare 90 euro e 30 centesimi. A me. Io devo dare 90 euro a lei. Mi ha portato via il giornale, l'orologio, la camicia, i pantaloni. Io non le devo dare assolutamente niente. Anzi, non insista. Perché lei mi sta Come non? Lei mi sta minacciando. Non sto minacciando io. Lei mi sta minacciando. Mi sembra importunato. Sì, anzi, si sieda prima di tutto. Mi sta scherzando. Lei con in mutande a una persona come me, rispettabile, mi chiede i soldi. Il mutante mi ha lasciato lei, non Però io. si altri, chiamo una guardia. Mi dia i soldi almeno. Chiamo la guardia. Guardia, c'è una guardia da queste parti. Guardia. La guardia. Guardia. Mi deve dare i soldi, mi deve C'è dare. questo signore mutante qua che mi sta minacciando, ma non si vergogna, guardi, lo porti via per favore. Ma cosa sta succedendo? Io non lo so. Mi ha lasciato nudo e mi deve dare i soldi, mi deve dare. Mezzo nudo, ma non si vergogna! È colpa sua che non mi ha dato nemmeno i soldi, mi ha dato. Che facciamo? Caspita, una fibra nel motore! Si gira. Oh, wow! Anche una farfalla! E vola la farfalla. Bellissimi! Unici! Originali! Mamabu. E dove li ha comprati? A Nuoro, da Eurostock. Me li vende? No! Aspetti, glieli pago, aspetti! No! Uscite voi fuori che prendete l'applauso. Dai. Giorgio. Dottor Calzone e Mari Nostra. Oh, dottor Modano. E allora noi continuiamo con i bambini che siamo al secondo gruppo. Salgono sul palco i Vattussi. Dai, chi canta i Vattussi? Salite sul palco. Dino Farina, Giovanni Chessa, Francesco Esposito, Sanna, Salvatore Marcialis, Pietro Carta, Emma Cossellu, Lucia De Lovu, Luisa Giovanetti, Adele Cossellu, Sebastiano Runesu e Ivan Tuleri. Si preparino Mamma Maria.
se non sbaglio fanno parte tutte di una prima elementare. Sono tutti della prima elementare. Ah, ma che ho sentito. Siete pronti? Cantano Siamo i Batussi. Vale, vale. Nel continente nero, alle palle del Kilimangiaro, nel continente nero, alle palle del Kilimangiaro. Bravi! Oh, che caldo con queste partite! E adesso Antonia Rotaru e Sofia Zidda cantano Mamma Maria! Hanno ucciso l'uomo ragno. Cos'è? Mi
ci ferma